Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, sei sorgiato. Buonasera, ben ritrovati al quarto appuntamento con The Best Sandwich l'Italia in un panino. Siamo come sempre a Pordenone nella sede di Palla Gourmet, centro esperienziale del gusto, per questa seconda edizione che vede confrontarsi sempre 3 concorrenti di puntata in puntata per un totale di 24 professionisti del settore che andremo a conoscere. Questa sera la sfida per quanto riguarda il panino italiano fa riferimento agli ingredienti tipici della regione Lombardia. Quindi tra poco andremo a conoscere gli ingredienti. Subito invece vado a presentarvi i giudici, partendo dall'immancabile Sergio Lucchetta, presidente del Consorzio Pordenone Turismo. Una new entry, si tratta di Antonella Cantarutti, produttrice di vino e consigliera nazionale delle donne del vino. E poi non può mancare Pietro Loisio, panel leader di analisi sensoriale. E un'altra new entry, Michele Biscardi, presidente della Fondazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia. Partiamo con il primo concorrente, una bella sfida questa sera. 2 concorrenti arrivano dal Veneto, solo uno friulano. Il primo è Luca Chies del birrificio Bradispongo di Colle Umberto di Treviso. Vieni Luca. Allora, noi siamo un birrificio artigianale, un locale medio grande. Siamo una realtà che sta crescendo sempre di più e a livello di cucina, dove io lavoro e gestisco, perché sono cuoco che gestisce la cucina insieme a un altro ragazzo, proponiamo durante la settimana panini, bruschetti con prodotti di prima qualità, quali affettato, formaggi, panini caldi e bruschette varie. Mentre il sabato e la domenica mi diletto a preparare piatti un po' più complicati, tra virgolette, tipo le costicine glassate alla Mafalda o comunque galletti, roast beef, eccetera, e tante altre cose. Comunque cerco di abbinare le nostre birre e di usarle anche e soprattutto in cucina, che è una cosa che non fanno tutti, ma cerco di sperimentare. Avevo come ingredienti il gorgonzola, il panarone, come formaggi la pera mantovana e a livello di affettato avevo la bresaola e il salame d'oca. Ho scelto di usare 3 ingredienti, quali il gorgonzola, la pera e il salame, soprattutto il salame perché non l'avevo mai usato e mai assaggiato, e visto l'opportunità che ci avete dato l'ho colta al volo. Uso il salame a crudo, che comunque è già cotto di suo durante la preparazione. Il gorgonzola invece l'ho usato come una mousse, l'ho lavorato nel cutter in modo tale che diventasse una crema e poi le ho aggiunto un po' di panna montata precedentemente in modo tale che risultasse un composto soffice, delicato dal gusto e che comunque avesse una consistenza lontana dal classico gorgonzola, che è di pasta semi morbida, più tendente. È la prima volta che lo utilizzi, immagino, questi ingredienti? Sì. Sì, sicura, sì, sono tutte preparazioni che ho fatto per l'occasione. Scusa, ti faccio una domanda. Sì. È coraggio o incoscienza? Tu stai usando tutti i prodotti IGP o DOP, quindi dei prodotti eccezionali. Sì. E mi vai a raccontare che li hai elaborati tutti. Quindi ribadisco, è coraggio o incoscienza? Io dico che è un 70% coraggio e un 30% incoscienza, perché se nella vita dobbiamo sempre seguire una linea e non bisogna mai fare delle curve o andare fuori del percorso, cioè si arriva alla fine che magari sia l'occasione, sia fatta le solite 4 preparazioni che magari fanno tutti o che magari sono la base,
dopo ti resta il rammarico di dire magari potevo provare. Ci stai dando in abbinamento, se non sbaglio, un vino rosso, ci stai Sì. dando uno schioppettino. Schioppettino. Ecco, questa scelta qua dello schioppettino con un salame d'oca e un gorgonzola dolce non è un po' azzardata? Poi lo andremo anche ad assaggiare, però perché hai fatto questa scelta? Allora, perché le spiego subito, nel mio panino c'è pochissima traccia di pepe. Le dico questo perché lo schioppettino ha dei sentori alla fine caratteristici di pepe nero e essendo che qui è presente in pochi grani, vedo anche nel salame, ho cercato di aggiungere quella nota pepata, quella nota da pepe nero, senza aggiungere altro, tramite il vino. I prodotti sono prodotti assolutamente di qualità, dopodiché ci sono alcuni aspetti. Uno, il panino forse andava un po' Scaldato. scaldato, lo trovo un panino molto freddo. Dopodiché c'è una eccessiva stratificazione dei prodotti, quindi si sente tutto il gorgonzola, però non si riesce più a sentire la nota del salame d'oca. Il cavolo, bene, da croccantezza. Poi in abbinamento col vino, io ad esempio avrei scelto un bianco morbido, un bianco aromatico che avrebbe esaltato queste note delicate che sono sia del gorgonzola dolce che del salame. Altrimenti questo vino rosso tende ad esaltarmi la nota di amaro e di metallico che questi alimenti ci portano, soprattutto il salame d'oca che ci porta. La nota di gorgonzola è abbastanza presente e va molto in contrasto con le caratteristiche del vino rosso. Anch'io avrei scelto un vino bianco, addirittura avrei azzardato con un vino bianco evoluto magari in legno. Avrei optato per questa soluzione. Il secondo concorrente è Tommaso Muser di Mandi, parentesi friulana, di Lignano Sabbiadoro. Vieni Tommaso. Il nostro ristorante è aperto quest'anno a Lignano all'inizio di maggio e abbiamo riscontrato un gran successo portando un menù vario con molti antipasti, contorni, primi e secondi, e tutto rivisitato con una chiave di modernità e appunto dare questa ventata di freschezza e valorizzando la materia prima friulana. Pannerone speziato, l'hai chiamato? Esatto, sì. L'ho chiamato panerone speziato perché appunto ho utilizzato un formaggio come formaggio il panerone e ho fatto una doppia panatura per il panerone appunto per evitare che si apra quando lo friggo e adesso inizio con la frittura, faccio 2 alla volta. Io mi ricordo mio nonno che alla domenica andava a Milano, noi abitavamo a Sesto San Giovanni, andava a Milano in tram e andava a comprare il panerone da Speck, da Peck, famosa gastronomia milanese storica. Veniva a casa e io ricordo il nonno che non lo mangiavamo noi bambini perché era un formaggio difficile. Mio nonno metteva nel piatto il panerone e a fianco una montagnetta di sale e mangiava il panerone intingendolo nel sale. Ho un ricordo molto netto. D'altra parte sappiamo che il panerone è completamente senza sale, Esatto. quindi Senza per mangiarlo da solo bisognava fare così. Io ho questo ricordo molto chiaro e da allora quando trovo il panerone, non è così facile da noi trovare il panerone, quando trovo il panerone lo compro e lo mangio nello stesso modo. Posso chiederti, Tommaso, come hai fatto la panatura? Certo, allora la panatura ho fatto una classica panatura all'italiana, quindi ho uovo, farina e pan grattato. Nel pan grattato ho aggiunto la curcuma e anche la paprika speziata al peperoncino. Quindi è una panatura un po' azzardata? Sì, un po' esatto, nuova. Bravo. E inoltre nelle uova ho messo anche noce moscata. Comunque non si può dire che tu non sia un ragazzo coraggioso, quindi ti aspettiamo adesso di
assaggiare quanto ci stai raccontando. Abbiamo detto prima, il panerone è un formaggio difficile, Sì. dolce, amaro alla fine, senza sale. È rimasto un po' così, cioè non sento neanche l'amaro alla fine, il sale non c'è, quindi non gli è stato dato quella sapidità necessaria, secondo me. Ribadisco, è sicuramente un panino coraggioso, però il lampone ha portato via il gusto non c'è il gusto, insomma, del panerone. Ribadisco, è un formaggio molto difficile, quindi va trattato in un modo particolare, però le aspettative che avevo su questo panino erano sicuramente più alte. Sì, io concordo in pieno col precedente sull'analisi proprio del panino. Io oserei anche dire è un panino fine a se stesso, insomma, non è che dà delle grosse emozioni, anzi mi dà delle sensazioni amarognere abbastanza accentuate che onestamente non si sposano per niente con il bruschetto. Quindi non voglio dire che rovina sia il panino che il vino, però sono due cose separate e vanno ognuno per la propria strada. Abbiamo dovuto anche penalizzarti perché sei andato oltre il tempo. Ok. Quindi i 10 minuti vanno rispettati. In questo caso, nella tecnica di esecuzione, abbiamo messo un voto basso proprio perché sei andato fuori tempo e il tempo fa parte del contest. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, Da Lignano Sabbiadoro ci spostiamo a Caorle con il terzo concorrente, Claudia Comin del locale Sottovento. Vieni Claudia. Buongiorno, è un locale bellissimo con una vista mare sul lungomare di Caorle e facciamo panini, facciamo piatti freddi, cambiamo a seconda della stagione, inventiamo. Abbiamo vino, birra, uno spettacolo. Volevo chiedere a Claudia perché il tramonto? Per i colori. Primo Quindi perché è il momento la della zucca- giornata più bello secondo me. E la zucca sicuramente La l'ha zucca. condizionata. Sì. Vai, Posso puoi andare? partire con la preparazione. La presentazione che hai fatto del tuo locale ci invoglia a venirti a trovare. Ma detto questo, poi allora questo è un panino in cui stai mettendo del salame d'oca, il gorgonzola è quello dolce o quello piccante? Gorgonzola dolce. Dolce. Sì. Poi stai mettendo il pannerone e la pera mantovana. Sì, posso spiegare il Sì. perché. Ho assaggiato il panerone e l'ho trovato un po' antimoderno, sì, non facile da usare perché è amaro, sicuramente non piace a tutti. E quindi ho pensato di scioglierlo con il gorgonzola dolce e sentire cosa ne usciva e mi è piaciuto, sì. Poi con la zucca ho pensato alla pera un po' marinata al limone che dà un po' di freschezza. Ma non pensi di aver addolcito un po' troppo questo panino? No, per te Dipende no. dai gusti, sicuramente non può piacere a tutti, però secondo me nell'insieme ho pensato alla zucca perché è il suo periodo, quindi Certo. ho cercato di stare sulla stagione nostra, quindi proviamo, spero che vi piaccia. Hai scelto un vino un po' tostarello per questo vino. Schioppettino. Sì, è che preferivo assaggiato? questo. L'hai più- assaggiato? Sì, l'ho assaggiato e non sono. Sì, meglio degli altri secondo me. Sì, non Viva che la- non sia Rispetto buono, alle Viva tre la meglio sincerità. degli altri. scelte. Ok.
In parte hai fugato i miei dubbi, nel senso che mi aspettavo un panino molto, molto asciutto, invece c'è una buona succulenza e anche la grassezza c'è, quindi c'è una buona scioglievolezza in bocca. Trovo però un problema che non riesco a capirlo. Quindi dov'è il pannerone, dov'è la gorgonzola, il prosciutto d'oca si perde un po' per la sua caratteristica, se lo mettiamo assieme ad una gorgonzola o mi invento qualcosa, ma lo abbiamo depresso ancora di più con la zucca, quindi questa nota dolce in un prodotto molto delicato rischia di avere l'effetto opposto. Quindi dal punto di vista fisico in bocca è piacevole, dal punto di vista del panino mi lascia sempre un po' perplesso. Io concordo in pieno con Pietro, quello che c'è il discorso della zucca compensa un po' questi sapori un po' messi così, lasciati andare sul panino. Col vino proprio non ci azzecca per niente, sinceramente, quindi questo è... Ma non è colpa tua, sono i vini che ti hanno proposto, però io avrei scelto magari un vino bianco, perché no, anche un bel metodo classico che ci hanno proposto oggi. Ed ora raggiungo Mariella Trimboli, direttrice di Top. È arrivato il tuo momento. Ciao Alexis, buongiorno. Oh, eccoci qua, mi accomodo nel nostro salottino. I concorrenti sono pronti e anche Siete tu pronti, sei pronta. ragazzi? Sì. Allora, Bene. il quiz legato al panino della regione Lombardia. Esattamente, e quindi la domanda è: da quale parte del bovino viene ricavata la bresaola della Valtellina prodotto EGP? Dalla pancia, dalle spalle, dalle cosce o dal sedere? Avete queste 4 possibilità. Allora, Tommaso. Dalla spalla? No, purtroppo. Non è dalla spalla. Dalla Luca. coscia. Esattamente, dalle cosce. E appunto la bresaola della Valtellina è prodotta esclusivamente con carne ricavata dalle cosce di bovino dall'età compresa fra i 18 mesi e i 4 anni. Mariella, grazie, ci vediamo Grazie, più tardi con grazie. il quiz legato ai vini, vero? Esattamente, grazie. A più tardi con Mariella. Ed ora vediamo assieme la classifica dei panini italiani. Terzo posto con 88 punti Tommaso Muser, Mandi parentesi friulana di Gnano Sabbiadoro. Secondo posto per Claudia Comin con 119 punti, Sottovento Caorle. 136 punti, primo posto per Luca Chies del birrificio Pradipongo di Collo Umberto Treviso. Ed ora siamo pronti per conoscere i panini creativi. Il primo è quello proposto da Luca Chies. Vieni Luca, birrificio Pradipongo. Il mio panino creativo si chiama Breppi, che è praticamente l'insieme di due parole, che è Bradipongo e happy, che è felice in inglese, perché quando lo propongo al birrificio la gente resta felice. È felice. Resta felice. La porchetta, messo? sì, allora intanto ho messo a scaldare la porchetta che ho fatto a casa, ho fatto in birrificio, una porchetta leggermente speziata all'interno e cotta a bassa temperatura, sfumata con una delle nostre birre, e sto mettendo a scaldare anche dei friarielli precedentemente fritti. È un pane, è un comunissimo impasto con solo acqua e con acqua e con l'aggiunta di una delle nostre birre nell'impasto. E a proposito di birra, tu hai scelto una Dolomitica Pils Esattamente. come abbinamento. Allora, mi sembra di capire che questo è un panino che voi fate normalmente. Sì, quando durante i fine settimana, quando io propongo qualcosa al di fuori del menù. E i tuoi clienti, mi dici, sono felici? Sì, di solito in generale, non dico su tutte le cose che faccio, però Ma questo in particolare? cipolle viola, birra e timo,
e ho aggiunto delle scaglie di formaggio del Grotta del Caglieron. Quindi è un formaggio di mucca. All'inizio si ha l'acidità un po', ma poi resta un retrogusto dolce. C'è la speziatura del timo per dare un qualcosa in più, per usare una spezia che non tutti usano, che non tanti usano, non tutti, ma che secondo me è una buona spezia. Poi c'è la porchetta che è leggermente grassa e scaldata col fondo di cottura, a cui c'è sedano, cipolla, del coriandolo e poi, come ho detto, viene sfumata con la birra. La parte del formaggio che secondo me in un panino non dovrebbe, non dico mai mancare, ma magari sta sempre bene, perché a me hanno sempre insegnato che il panino col formaggio è sempre buono. E a livello di croccantezza ho aggiunto dei friarielli fritti. Se il cliente mi cerca e vuole, volentieri esco, faccio 2 chiacchiere, spiego, perché non ho niente nella mia cucina, nel mio modo di intendere la cucina. Non c'è niente da tenere nascosto come magari succedeva parecchi anni fa, quando c'erano le ricette segrete. Allora, a mio parere dovresti uscire un po' di più. Sì? Sì, perché sicuramente riesci a interagire col cliente. Grazie. Quindi va bene non esagerare, non va bene invadere, però se spieghi un po' di più, secondo me, se vai fuori un po' di più, hai ancora un pochino più di successo. Grazie mille. Il formaggio è volutamente tagliato a liste. Sì, non è una scaglia, Sì. è una listarella, secondo me, perché l'ho provato in più una julienne, un fiammifero, però essendo che è una pasta un po'... Si riesce a far sciogliere? Sì, però essendo che secondo me se si scioglie un formaggio deve essere un composto liscio, tra virgolette, Omogeneo. nel senso omogeneo, questo tende a fare dei grumetti che secondo me a palato non mi piace proprio personalmente. Ma nell'insieme il panino c'è, solo dal mio punto di vista il pane non è molto lievitato. Io mettendolo in bocca mi ha dato una sensazione proprio di difficoltà a deglutirlo, proprio l'ultimo boccone, il bolo finale proprio. Okay. Ho riprovato che magari sarà stata la mia, perché con un po' di birra, che ci sta bene con la birra, però è permessa quella differenza, questa sensazione proprio di difficoltà proprio a deglutirlo. Però ecco, nell'insieme c'è il panino, sicuramente. Grazie. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, nei sordi. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, nei sordi. Il secondo panino creativo è quello proposto da Tommaso Muser, Mandi, parentesi friulana, Lignano Sabbiadoro. Vieni Tommaso, Pandi Mandi Manzo. Sì, Mandi Manzo. Anche in questo panino, come quello precedente, ho utilizzato la glassa questa volta di aceto balsamico, però sempre aceto balsamico. Poi abbiamo messo delle cialde di Montasio con semi di papavero e una tartare di roast beef di un manzo friulano, e precisamente la razza Limousin si chiama. E poi abbiamo per finire il germoglio di porro e la salsa tartara, che la salsa tartara è una ricetta segreta e anche questa rivisitata con una chiave nuova, diciamo, fresca. Ho visto che anche nella precedente ricetta hai utilizzato l'aceto balsamico. Sei particolarmente affezionato all'aceto balsamico, oppure per una tua scelta o per una esigenza gastronomica del panino, del piatto? Penso che l'aceto balsamico dia quel tocco di sofisticato, di gourmet, diciamo, che
veramente esalta molti sapori che sono latenti e appunto crea un buon connubio di sapori. E allora ci racconti del pane intanto, per esempio? Allora, il pane, intanto è un pane senza glutine. E viene da un panificio a Palmanova che fanno prodotti senza glutine. Ha la quinoa sopra, dei semi di quinoa. Il pane senza glutine è soltanto per ampliare l'offerta dei tuoi clienti? Sì. Andando a penalizzare un po' quella che è la digeribilità poi di questo panino alla fine. Sì, diciamo appunto è per dare un po' più spazio anche alle persone che sono intolleranti al glutine, visto che in questo periodo sta prendendo sempre più piede le intolleranze. Il pane è parte fondamentale del panino, quindi attenzione sulla carne, cioè gli ingredienti da soli hanno un senso, col panino hanno un altro senso. Io vorrei aggiungere anche un'altra cosa per quanto riguarda gli ingredienti, no? La tartare l'ho vista che è tagliata un po' grossolanamente, forse è una scelta oppure è una tua concezione di presentazione della tartare? Cerco di rispettare, l'ho tagliata comunque sul momento perché la carne, se viene tagliata prima, naturalmente si ossida. Comunque non ho tagliato con precisione e affinatezza, devo dire. Ecco, un'altra cosa ancora, ho visto che ci hai messo anche il frigo dentro, no? Sì. Hai fatto bene perché hai rispettato la territorialità, però lo sento anche un po' che fa diventare ancora più pastoso, come lo dice il pane, e anche gli ingredienti, mettendo in bocca ho anche difficoltà alla masticazione. Io forse o l'avrei fatto più croccante o avrei anche evitato di mettere il frigo. Ed ora ritorniamo a Caorle e andiamo a presentare il terzo panino creativo, quello proposto da Claudia Comin di Sottovento. Vieni Claudia. Bene, allora il tuo panino creativo si chiama gallinella di mare, giusto? Esatto. La gallinella è il pesce che ho usato per fare gli hamburger al vapore, che si può chiamare gallinella, lucerna, pesce angelo. E noi abbiamo la Madonnina del mare. Sì. Allora, Madonnina del mare, gallinella del mare. Allora, ho fatto della carota marinata con un po' di sale, pepe e olio e limone, croccante, comunque un po' gustosa. Spinacino, così com'è, che gli dà un po' di croccantezza. L'ho fatto il pomodorino ciliegino raccolto nell'orto di mio zio ieri. A bassa temperatura per quasi un'ora, basilico, olio, un po' di aglio. E la guacamole con l'avocado bello maturo, pestato con la forchetta, e un po' di cipolla rossa, un po' di sale, pepe, peperoncino. E il pane com'è? Pane è un panino che hanno realizzato apposta per me, un panificio locale, con curcuma. Il grano che è stato usato è quello di Caorle, che abbiamo dall'anno scorso, stanno producendo sia pasta, producono che pane con il nostro grano, si chiama oro di Caorle, se non si può dire, e macinato a pietra, quindi una farina poco raffinata, e poi hanno messo la curcuma, messo il miglio al vapore per lasciarlo un po' morbido, la carota e la zucchina nell'impasto. Però Qual è stata l'intima emozione che ti ha dato questo panino?
felicità per il mio paese, perché mi ricorda, lasciamo perdere l'avocado che non c'entra niente con Caorle, però c'entra con la stagione che ho fatto, col percorso che sto facendo. Con gli scarti hai fatto la zuppa e va benissimo. Ci tengo molto a questo discorso, approfitto anche per dire questo. Voi sapete il discorso del doggy bag, cioè sempre più in Italia viene usato questo discorso di poter portare a casa il cibo avanzato al ristorante, che secondo me è una cosa sana e giusta. Vorrei dire che da adesso non lo chiameremo più doggy bag, perché l'avevamo così preso dai paesi anglosassoni, ma si chiamerà rimpiattino. È stato fatto un concorso a livello nazionale dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi per trovare il nome italiano di questo cibo e ha vinto il nome rimpiattino. Quindi d'ora in avanti al ristorante chiederemo il rimpiattino. Allora, questo panino tu hai voluto abbinarlo alla Dolomiti, la non filtrata, dico bene? Perché è più gustosa, più torbida e quindi mi dava anche non so, questo torbido mi fa ricordare un po' il mare quando si cammina sulla sabbia, che poi un po' di poesia. Però. Sei romantica tu, brava. Sei bravissima. Non lo so, è che mi sto arrampicando un po' sugli sbaglio. Allora, intanto, brava, bene. Un panino che ha cominciato a stuzzicarmi, non tanto subito dal punto di vista tattile e gustativo, quanto dal punto di vista uditivo. La croccantezza del pane legata alla croccantezza comunque delle verdure che ci sono dentro è stato il primo impatto. Dopodiché trovo una grande freschezza, questa freschezza mi aiuta nella scioglievolezza, che va poi a bilanciare il sapore del pesce, che è forte, che è importante, ma che lo trovo comunque equilibrato. Bravo. Cos'è? Grazie. Ed ora siamo pronti per andare a conoscere il vincitore del contest nel contest lanciato da Friloves Banca. Eccoci qui Alexis, siamo in diretta dalla filiale di Casarsa della Delizia di Friloves Banca e stiamo per consegnare il premio per il contest nel contest attraverso la pagina Facebook Friloves Magazine. Abbiamo qui con me Loredana del Dolomiti di Casarsa della Delizia, della birreria Dolomiti, e Chiara, la vice responsabile della filiale di Casarsa della Delizia. Con quale panino ha vinto il Dolomiti? Ha vinto con Tataki Sandwich. È stata una grande competizione anche questa volta su Friloves Magazine. Qual è il segreto di questo panino? È il salmone affumicato che lo mette in padella e quello è il segreto, diciamo. Benissimo, allora Chiara, ci racconti qualcosa della filiale di Casarsa della Delizia o hai già assaggiato questo panino? Il panino non l'ho ancora assaggiato, ma sono molto felice che abbia vinto il Dolomiti e che questo panino darà ancora più luce alla nostra filiale di Casarsa e non vedo l'ora di assaggiarlo. Bene, procediamo con la consegna del riconoscimento. Ecco il passaggio della busta, bene. E ricordo che a tutti i partecipanti bisogna spingere sulla pagina Friloves Magazine insieme anche a quella del contest del Pala Gourmet e vedremo qual è il panino alla prossima edizione e soprattutto in quale filiale ci ritroveremo. A voi la linea. È arrivato il momento di un altro quiz e quindi raggiungo Mariella. Pronta? Perché adesso parliamo di vini. Prontissima, prontissima. Parliamo di vini, siete intenditori? E voi ragazzi? Poco, vediamo. Bene, la domanda è: il Pinot grigio ramato acquisisce la tonalità ramata perché?
viene aggiunto liquore, rimane minimo da 1 a 3 giorni a macerare sulle bucce, il 20% del prodotto viene affinato in botti di rovere perché viene aggiunta una piccola percentuale di vino rosso. Chi si prenota? Ora ci prova la Claudia. Rimane a macerare sulle bucce. Esatto, infatti grazie alla fermentazione assieme alle bucce assume il tipico colore ramato. Ma lo sapevi? No. Sì, io l'ho immaginato. L'hai immaginato. Brava? Mariella, grazie. Allora ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a te, a voi, tutti quanti. E i concorrenti, vediamo che devono essere ancora più pronti. Oggi sono stati bravi. Però. Sono stati abbastanza bravi, sì, bravi. Grazie. Bene, andiamo a vedere il risultato finale. Pronti per conoscere il vincitore di questa puntata? La sfida tra 2 uomini e una donna, il mare di Caula, il mare di Lignano, e poi andiamo fuori regione in montagna con te. Vediamo chi è il vincitore. Tensione, la tensione sale. Vedo lei che non sta ferma. Allora, io parto dal terzo classificato, che è Tommaso Muser, Mandi, parentesi friulana di Lignano Sebbiadoro. Quindi la sfida è tra Luca e Claudia. Vince questa puntata Claudia Comin di Sottovento Caorle con 310 punti. Complimenti. È riuscita a darci le sensazioni che ci aspettavamo, le emozioni che ci aspettavamo. Allora, Claudia continua il viaggio e invece voi fatevi votare nella pagina Facebook Friuloves Magazine per ritornare qui e vincere anche il contest nel contest. Io ringrazio i nostri giudici, partendo da Sergio Lucchetta e Pietro Loisio, che sono i nostri giudici fissi. Grazie ad Antonella Cantarutti, produttrice di vino e consigliera nazionale delle donne del vino, e Michele Biscardi, presidente della Fondazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia. Grazie mille a voi. Grazie ai concorrenti, a Tommaso Ravo per le riprese e il montaggio, grazie a voi per l'attenzione, a sabato prossimo in prima serata, e naturalmente grazie anche a Mariella Trimboli. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball. Nei sordi